Immediatamente con Michela Orlando, consigliere dell'Ordine Psicologi del Veneto. Buongiorno. Buongiorno. Partiamo subito da questo fenomeno fortunatamente non diffuso, che però è andato alla ribalta della cronaca, perché insomma organizzare dei Covid party, quindi persone che preferiscono contagiarsi anziché vaccinarsi, cioè è una... fa davvero riflettere, perché lo ricordiamo, di Covid però si può anche morire. Esatto. È una questione, una situazione che sta facendo davvero riflettere moltissimo, che secondo me fa un po' il paio, si avvicina a quelle che sono le questioni maggiormente in essere tra le persone che non vogliono vaccinarsi in questo periodo. Un po' fa pensare, perché era una metodologia, quella del Covid Party, che veniva utilizzata in alcune situazioni, alcuni gruppi già in passato, no, organizzavano per i bambini, le mamme che organizzavano per i bambini questi morbillo party piuttosto che altro, quindi un po' un ritorno ad utilizzare queste tecniche che sono dannose e nocive per le persone, a maggior ragione vedendo quelli che sono i dati attuali a disposizione, quelli che sono stati dati di questo anno e mezzo di pandemia, quasi 2 anni di pandemia. È grave perché ha un impatto intanto su quello che sono le situazioni di cura, su i sistemi di cura sanitari, socioassistenziali e quant'altro, molto grave, molto forte. Sappiamo tutti che cosa accade se troppe persone dovessero ammalarsi, cosa accadrebbe a loro e a chi invece magari ha bisogno di utilizzare questi sistemi anche per altri motivi. E poi diventa anche grave perché possiamo provare a immaginare quelli che sono i meccanismi che sono dietro a una simile riflessione, a un simile pensiero, alle paure che hanno le persone in merito. Leggevo gli articoli, leggevo quanto sta accadendo, io ho visto che è stata attenzionata soprattutto la provincia di Bolzano, ma non è la sola, dove si stanno riscontrando questi fenomeni. E questa fuga, questa incredibile paura di fronte a quello che potrebbe essere uno strumento di aiuto e di superamento della situazione attuale, a cosa ci sta portando, a che cosa sta portando le persone. Ecco, che cosa può scattare però nella mente di una persona che preferisce il contagio piuttosto che un vaccino comunque bene o male controllato, un vaccino medico controllato dall'Istituto Superiore della Sanità? Allora, io credo che i temi in atto siano molteplici. Spesso ci concentriamo su quel concetto di paura, perché magari osserviamo quanto accade, osserviamo magari i social, osserviamo gli articoli, osserviamo le manifestazioni in piazza e quant'altro, e spesso viene bollato tutto questo come la paura del vaccino, la paura delle conseguenze, da persone che non sanno magari comprendere tutta quella che è la complessità nell'ambito della vaccinazione, nell'ambito della salute. Non credo sia solo questo, ecco. Io credo che sia più complesso il fenomeno e vada da ricercarsi anche in quelli che sono atteggiamenti o credenze personali su quella che è la propria condizione di salute. Al Covid Party adesso banalmente non ci va la persona che magari ha già una fragilità e magari ha già delle difficoltà importanti, se dobbiamo andarlo a vedere. Ci vanno persone che hanno una condizione di salute molto più forte, di stare molto meglio, un po' il concetto traslato del alla morte ci si pensa di più quando si arriva a una certa età e non da giovani, okay? E quindi anche la convinzione che quello che sta accadendo, anche andarmi a infettare con il Covid, avendo un fisico, un organismo di un certo tipo, penso di potersela fare tranquillamente, senza rendersi conto che ci sono dati che dimostrano che anche i giovani si ammalano, anche i giovani sviluppano sintomi e anche i giovani finiscono nelle terapie sanitarie, nelle terapie intensive. Ecco. Ecco, adesso è in arrivo, ne abbiamo parlato durante questa edizione, insomma un Green Pass rafforzato, abbiamo anche sentito un po' i cittadini, e questo secondo lei potrebbe creare un'ulteriore tensione a livello sociale, visto insomma queste manifestazioni corpose dei Novax, anche perché fra l'altro ne abbiamo parlato anche oggi, sono coinvolti anche i ragazzi, i ragazzini, perché ad esempio non potranno, se verrà approvato, salire sui bus ad esempio per andare a scuola. Questo potrebbe creare una nuova tensione secondo lei?
Io credo che potrebbe creare una nuova tensione anche un po' più diffusa. Allora, molte persone ho visto che sono arrivate alla vaccinazione e al Green Pass. Prima vi stavo ascoltando e ci sono delle nuove prime dosi adesso. Le nuove prime dosi adesso probabilmente sono più frutto di quelle che sono le limitazioni che sono state imposte che magari di un ragionamento su quello che è il vaccino. Nel momento in cui queste limitazioni diventano ancora più stringenti, il doppio Green Pass oppure appunto bambini che magari non possono accedere all'autobus per andare a scuola, magari dei genitori che sono già vaccinati, i ragazzi ancora non lo sono, potrebbe pian pianino quindi anche aumentare la platea di persone che inizierebbero a vivere una sorta di sofferenza da un certo punto di vista di tutto quello che è la situazione attuale, di quelle che sono le restrizioni. Anche perché l'ampliamento ha portato a toccare appunto dei beni essenziali. Dall'autobus vedevo ai supermercati piuttosto che altro e quindi a situazioni dove finora c'era stata anche un po' più di libertà, un po' più di agio e quindi anche magari una maggiore accettazione da parte di altri. Ecco, l'idea del Green Pass era quella un po' di incentivare la vaccinazione. Secondo lei l'effetto è stato quello voluto? Allora, ha portato una spinta perché i dati sono chiarissimi. Abbiamo visto come con l'introduzione del Green Pass, soprattutto in ambito lavorativo, c'è stato un aumento anche delle vaccinazioni. Quindi da un lato, se lo dobbiamo prendere come termine quantitativo, ha portato al risultato sperato. Se lo dovessimo prendere da un punto di vista qualitativo, anche uno strumento come il Green Pass può mettere delle difficoltà. Ci sono persone vaccinate effettivamente che anche loro hanno visto che hanno delle perplessità in merito e queste perplessità secondo me vanno sviscerate, bisogna discuterne a riguardo. Ecco, dopo 2 anni ed oltre ormai, perché arriveremo anche forse a 3 anni di pandemia, come ne usciranno le persone, come ne usciranno soprattutto i giovani? Allora, ne usciremo forse con dei nuovi gruppi, mi viene da dire, nel senso delle nuove differenze. Io vedo come anche le relazioni che ne stanno emergendo adesso, sia diciamo in un contesto omogeneo che può essere tra persone che magari sono tutte vaccinate e quant'altro, si possono anche rifrequentare, ma che hanno vissuto e stanno vivendo anche una parte ancora di quelli che sono stati i risvolti psicologici della situazione. E poi ci sarà comunque quella divisione che in parte sociale si sta verificando tra chi ha preso una scelta piuttosto che un'altra. Credo che arriveremo molto cambiati rispetto al passato e forse potrebbe essere anche un trampolino per riragionare i contesti sociali, i contesti territoriali dove ci troviamo. Ecco. Comunque non si tornerà più a quello che era, insomma, il pre-pandemia, a quelle sicurezze che forse prima c'erano, che adesso sono crollate con questa malattia, con il Covid? Io da un lato forse anche in parte me lo auguro. Diciamo che le situazioni di difficoltà, le situazioni di cambiamento hanno portato spesso anche a salti evolutivi e magari potrebbe essere l'occasione. Banalmente c'era lo slogan "ne usciremo migliori", non lo so questo se sarà vero o meno, ma io me lo continuo a augurare, che potremo magari uscirne migliori a livello organizzativo sanitario, potremo uscire migliori nell'attenzione alla relazione umana, nei contesti sociali, magari potremo anche cercare di evolvere determinati aspetti, determinate considerazioni. L'attenzione, io dico sempre, che sia stata data sull'ambito psicologico come in questo periodo prima non esisteva. E c'è stato anche uno sdoganamento, no? dell'intervento di determinate cose che possono fare la psicologia, gli psicologi e tutte quelle professioni che poi possono ruotare intorno in merito. Ecco, è mancata la socialità, si sta cercando di riaggiustare un po' il tiro, ma in realtà questa situazione si protrarrà ancora nel tempo. Questo sarà un danno non solo per i giovani.
No, è diffuso, è un danno molto diffuso. Tra le varie analisi che abbiamo svolto nel tempo, una che adesso magari è un po' migliorata ma ha ancora delle restrizioni, ma una delle prime, mi ricordo, di impatto forte fu quella sull'anziano. Parlo di persone anziane sane che vivono a casa, autonome completamente, che a causa proprio del Covid, essendo le persone a maggior rischio, hanno perso una parte di quello che era il loro ruolo sociale, del volontariato, dell'aiuto alla famiglia, dell'aiuto quindi al territorio, e questo ne ha anche aggravato magari determinate situazioni o ha fatto emergere situazioni più gravi. E quindi è proprio trasversale quello che è stato l'impatto, non è stato solo sui giovani, i giovani ne hanno sofferto, ne stanno tuttora soffrendo dall'isolamento o quant'altro, ma è stato molto trasversale e ad oggi ancora non siamo riusciti a tornare a un'apertura, a un ritorno, rincontro totale, e questo permette anche il fatto che ci sono delle maggiori sofferenze che stiano aumentando. Ecco, una volta terminata, si spera, si arrivi a un termine di questa pandemia, si dovrà ricostruire un po' il tessuto sociale per ritornare a quella normalità che tutti auspicano. Sì, e credo che questa cosa si stia vedendo, sia presa in considerazione. Stavo osservando come determinate amministrazioni, come determinate fondazioni, piuttosto che altre realtà di sostegno, stiano spingendo perché vengano messi in campo progetti volti al riavvicinamento, al ricreare banalmente, e io credo che questo sia un passo ad esempio proprio sanitario, evolutivo importante. C'è stata una sorta di ritorno, si sta ripensando alla medicina territoriale, quello che veniva fatto negli anni 80, in parte 90 con gli ospedali territoriali, quindi rincontrare le persone anche da un punto di vista sanitario sul territorio, andando magari a limitare quella che era l'idea della centralizzazione che ha portato delle difficoltà. Questo ovviamente poi viene fatto anche in altri settori, okay? E c'è un'idea di riandare ad aprire in quel senso. Se dovesse pensare a questi 2 anni, che cosa le verrebbe in mente a livello proprio psicologico delle persone? Secondo me è un momento in cui stanno emergendo quelle che sono le fragilità di una società intera. Una società che si è evoluta in un certo modo, in un certo senso, con importantissimi strumenti, importantissimi traguardi, anche se vogliamo dal punto di vista della relazione piuttosto che della comunicazione o della medicina o quant'altro. Però ha fatto emergere anche tutte le sue fragilità, l'isolamento, le difficoltà, la messa alla prova anche economica e sociale che è avvenuta con il Covid, ha fatto emergere molte difficoltà e forse anche, si spera sempre di più, la consapevolezza di prendersene cura da parte di tutti. Ecco, le faccio anche un'ultima domanda, ne parlerò anche dopo magari con il sindaco di Treviso. Ci sono stati tantissimi anzi, non solo a Treviso ma anche a Jesolo e in altre città, vari fenomeni di baby gang. Che dicono può essere il risultato delle restrizioni, il risultato della pandemia, però effettivamente si sono scatenati questi episodi dove sono coinvolti tantissimi i minori, ma anche non solo di baby gang ma anche proprio di reati. Può essere davvero derivato da questa pandemia? Diciamo che può essere una motivazione, un aggravante, non è l'unica. Il fenomeno delle baby gang è un fenomeno che in maniera ondulatoria ogni tanto riappare. Io mi ricordo benissimo altri atti avvenuti più nel veronese, è un fenomeno che ogni tanto emerge, ogni tanto ritorna sotto soglia. Dipende anche molto forse dal periodo storico e dalle situazioni che stanno vivendo. Il fatto che questa pandemia abbia portato a un isolamento, anche un aumento delle frustrazioni, delle difficoltà, delle fragilità, ha fatto sì che si siano esacerbate determinate situazioni, e quindi a un ritorno anche di fenomeni di violenza piuttosto che delinquenza o di aggressività. Ci manca forse qualcosa a livello familiare? Qualcuno dice forse si è rotta la catena? Ecco, anche questa è stata una riflessione interessante, perché durante il Covid abbiamo fatto tante riflessioni sulla famiglia
tra cui proprio anche l'obbligo di ritornare tutti quanti nelle case, tutti quanti a vivere insieme, queste convivenze forzate, a che difficoltà ha portato, perché ne ha portate diverse. Una delle discussioni fatte, una delle cose che si portavano avanti era la contrattazione tra i genitori e i figli, che doveva essere molto importante in un contesto come quello pandemico, dove erano tutti obbligati a stare all'interno della stessa casa. Se determinati aspetti che erano magari fragili nella famiglia durante il periodo della pandemia non sono stati presi, non sono stati trattati e quindi sono peggiorati, ha portato di conseguenza nel post, chiamiamolo post o semi-post, a far sviluppare difficoltà maggiori, e quindi a queste famiglie che magari si staccano, non vedono più i figli, i genitori non vedono più i figli e i figli non vedono più i genitori, e magari dove c'era una condizione di fragilità, ecco che ne emerge l'atto di isolamento, che è un fenomeno che viene visto meno, ma esiste anche quello come risposta, piuttosto che può essere un atto aggressivo, o la baby gang o quant'altro. Grazie, grazie davvero. Grazie per essere stato con noi. Grazie e buon lavoro. Grazie. Noi ci spostiamo ora a Vicenza perché